Alberto Maschio, presidente dell'Associazione Nazionale Albergatori, qual è la situazione delle presenze alberghiere nella settimana che porta a Ferragosto? La situazione è molto positiva, stiamo avendo dei numeri molto importanti, figli di un luglio già con percentuali superiori all'80% di occupazione media e un agosto che si sta rivelando con numeri direi ante-Covid, con una percentuale di occupazione media che credo supererà il 90%, con direi tutto esaurito per le 2 settimane centrali. Obbligo di tamponi e Green Pass sembrano non aver fatto desistere i turisti, quindi. Certamente ha creato qualche complicazione e le richieste di spiegazioni in tal senso sono molte quotidianamente. Il centro tamponi che abbiamo realizzato ne è una dimostrazione, sta lavorando a pieno regime perché chiaramente la richiesta di tamponi al rientro per la Germania è un passaggio importante per un mercato per noi fondamentale. Devo dire che le cancellazioni ci sono anche state, ma non così significative da vedere abbassare appunto quelle percentuali che vi dicevo poc'anzi, per cui qualche cancellazione è stata ampiamente compensata dalla grande richiesta che c'è stata sulla località. Dopo un 2020 naturalmente di sofferenza, si può dire che questo 2021 sta andando anche oltre le aspettative? Direi di sì, si può dire appunto a gran voce, è un 2021 che si sta rivelando un anno, una stagione quasi ai livelli, ripeto, ante-Covid. Ci aspettavamo un calo sicuramente inferiore rispetto a quello avvenuto l'anno scorso, che è stato attorno al 35%, quest'anno auspicavamo in un meno 15 mediamente. Devo dire che per qualcuno sarà ancora così, soprattutto per chi aveva una stagionalità molto lunga, per chi aveva la stagionalità un po' più compressa nei periodi centrali, devo dire che probabilmente non risentirà neanche di un calo.